19 presunti trafficanti di droga che con la loro rete di spacciatori avevano cinto d'assedio l'oratorio salesiano di Gela sono stati arrestati durante la notte dalla polizia in esecuzione di altrettanti ordini di custodia cautelare in carcere emessi dalla magistratura gelese. L'operazione denominata Villaggio Aldisio 2 ha permesso di individuare nei pregiudicati Nunzio Di Noto e Aristide Tascone i vertici dell'organizzazione, che aveva come basi operative due case rurali in punti opposti delle campagne gelesi. Una in contrada Burgio, a ovest di Gela, nella disponibilità di Di Noto, l'altra in contrada Priolo, di proprietà di Tascone. Le indagini sono state avviate nell'ottobre dello scorso anno dopo l'arresto di Enzo Bruno Manfrè, trovato in possesso di 2 kg di marijuana nonché di armi e munizioni. La banda spacciava nei luoghi di ritrovo dei giovani del quartiere in piazza Don Bosco, davanti proprio all'oratorio della chiesa San Domenico Savio e a ridosso del centro di formazione professionale dei Salesiani. Catania era la città dove il gruppo si riforniva, il centro storico e la periferia i luoghi dello spaccio. Gli agenti della mobile del commissariato di polizia di Gela li hanno pedinati, intercettati, filmati per mesi, mettendo in condizione il procuratore della Repubblica Lucia Lotti, che ha coordinato l'inchiesta, e il sostituto Antonio D'Antoni di chiedere e ottenere dal GIP Veronica Vaccaro le 19 misure cautelari. 5 in carcere, 5 gli arresti domiciliari e per altri 9 c'è l'obbligo di firma. Le manette sono scattate per Cristian Catalano, 28 anni, Luigi Di Noto, 28 anni, Nunzio Di Noto, di 24 anni, Nunzio Esposito Ferrara inteso Razzeggio, di 25 anni, Aristide Tascone, 27 anni. Arresti domiciliari per Luigi Cristian Barone, 30 anni, Nicola Comandatore, 23 anni, Benedetto Crocifisso Curva, di 28 anni, Calogero Peritore, 30 anni, Ignazio Brivitello, di 28. Obbligo di firma invece per altri 9 indagati, la cui età oscilla tra i 20 e i 30 anni.